Benvenuti, oggi riproviamo a recuperare l'appuntamento che purtroppo martedì è saltato per problemi di linea internet sul continente, quindi recuperiamo questo appuntamento, quello conclusivo, il terzo della resistenza sul celluloide, questa quinta edizione un po' particolare a causa Covid che ci ha visto fare questi tre appuntamenti online e ovviamente senza la proiezione di materiali audiovisivi, come invece è una delle caratteristiche principali della rassegna che ormai da tanti anni insieme alla Biblioteca Lanciana, a NUR e all'Isasco portiamo avanti. Questo terzo appuntamento ha come protagonista Gianfranco Albano, regista che ha lavorato soprattutto con la fiction per la Rai e per Mediaset, ha prodotto tantissimi lavori, io ne cito come l'altro giorno quelli importanti, anche quelli che nell'ultima fase, negli ultimi anni hanno caratterizzato l'attività di Gianfranco Albano. Uno, Mino il piccolo alpino, tra l'altro alcuni di questi lavori noi li abbiamo anche nella nostra mediateca, quindi per chi è curioso e per chi li vuole visionare, appena saremo nuovamente aperti all'utenza, possono essere anche visionati. Stavo dicendo Mino il piccolo alpino, Diventerò padre, 1 milione di miliardi, Felipe dagli occhi azzurri, In fuga per la vita, Felice Impastato, come abbiamo detto, insomma, dedicato alla madre di Peppino Impastato. Questo è uno di quei lavori che ci ripromettiamo, speriamo prima o poi di fare una proiezione qua al centro, insieme a Giovanni Impastato, che insomma è uno degli amici della Biblioteca Lanciana e del Centro Servizi Culturali, e tante volte è venuto a trovarci. Brancaccio, che è una miniserie televisiva dedicata a Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia a Palermo, e il lavoro per la quale tra l'altro oggi abbiamo coinvolto Gianfranco Albano, La buona battaglia a Don Pietro Pappagallo. Altra segnalazione importante sulla biografia di Gianfranco Albano è che è tra i fondatori della rivista Cinema e Film, che è nata sotto il patrocinio di Pierpaolo Pasolini. Insieme a Gianfranco Albano, come martedì, come la puntata insomma che c'è saltata, abbiamo il nostro Giuseppe Manias, Biblioteca Gramsciana, che è stato ospite per il secondo appuntamento con un bel intervento Tracce filmiche di spiritualità resistente. Insomma, Giuseppe Manias non ha bisogno di presentazioni, operatore culturale di quelli più che mai resistenti e più che mai attivi nel territorio, che lavorano per il territorio con progetti sempre mirati a quelle che sono le necessità importanti nelle varie comunità dove lui svolge le sue attività. Quindi io, Peppe, cedo un po' il coordinamento di questo appuntamento con Gianfranco Albano. Ringrazio tutti e due, ma in modo particolare Gianfranco Albano per la grande disponibilità mostrata, anche per il recupero di quello che è saltato di questa diretta online. Quindi insomma teniamo le dita incrociate, speriamo vada tutto bene e quindi buon lavoro a tutti quanti. A te Peppe. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, ringrazio Gianfranco, ringrazio Marcello per questa occasione di continuare a dialogare sulla linea già tracciata da Walter Falgio, con una bella analisi storica della resistenza cattolica, e poi con quelle tracce filmiche resistenti su cui abbiamo trattato giovedì scorso. E c'è un personaggio che è stato già sfiorato da 2 film, uno da Roma città aperta di Rossellini e un altro invece da un altro film in cui questo prete, Don Pappagallo, veniva interpretato da uno splendido Mastroianni, ma oggi lo affrontiamo in modo molto più specifico. Lo affrontiamo con Gianfranco Albano, autore di un bellissimo film TV di cui lui poi ci parlerà anche nel suo sviluppo, e anche come non è facile poi lavorare tantissimo con la TV o con la Rai, e capire anche quanto questi temi
possano essere delicati e difficili da esporre in situazioni nazionali, ecco, che è appunto Don Pappagallo. Parto subito con una domanda: perché il progetto su Don Pappagallo e quali furono le fonti da un punto di vista storico, storiografico, che si sono utilizzate per lo sviluppo e per la formazione di quel film? La fonte principale è stato un professore che non esiste, che non c'è più, è morto novantenne, si chiamava Antonio Lisi, che era stato un testimone diretto della vita di Don Pappagallo e al quale lui ha dedicato 2 biografie. Mi sentite? Sì, tutto a posto? Sì, sì. Quella è stata la fonte. Poi questo libro è finito nelle mani dei produttori con i quali ho fatto il film. I produttori sono Roberto e Matteo Levi. Quel testo è andato nelle mani di un definirlo famoso sceneggiatore dir poco, che era Furio Scarpelli. Scarpelli quasi novantenne, credo che sia l'ultima sceneggiatura che lui ha scritto insieme al figlio, e poi con l'apporto di Stefano Gabrini, che è che è un regista, sceneggiatore a sua volta e un insegnante del centro sperimentale. Quindi tutto nasce così. In quella situazione poi io vengo coinvolto, vengo chiamato perché da un certo momento in poi sono diventato il regista del sociale, e poi molti le persone mi conoscono, sanno come la penso politicamente, sanno quanto io tengo a certe tematiche, e quindi a questo punto io sono diventato il regista apparentemente giusto per governare quella materia. Dopodiché mi è toccato studiare, perché anch'io ho fatto il liceo classico, ma gli anni sono passati, e quindi però è stata una meravigliosa occasione per andare a rispolverare alcune tematiche, alcune delle quali sono ancora oggi, come dire, presenti. Per esempio, ne cito una, poi ti lascio ad altre domande, e cioè Via Rosella, questa famosa fake news, come si dice oggi, questa cosa che ancora oggi aleggia dopo 70 anni, e cioè che se i resistenti si fossero presentati dopo l'appello dei tedeschi, le fosse ardeatine non ci sarebbero state. Una balla talmente colossale, ed è sorprendente che tutta questa balla sia nata nel dopoguerra, quando ormai ci doveva essere evidentemente una pacificazione o comunque il riscatto dei resistenti, ma vabbè, insomma, questa è. Quindi ho rifatto i conti anche con questa roba qua. Poi se vuoi ne parliamo più diffusamente. La sintesi è, si sostiene che i vari Bencivenga e Carla Capponi, se si fossero presentati le fosse ardeatine non sarebbero state, dimenticandoci che i tedeschi allora erano in pochi a governare la piazza romana, che l'attentato è avvenuto in tarda mattinata in Via Rasella e che le fosse ardeatine sono state il giorno dopo, neanche 24 ore dopo, e i tedeschi hanno fatto di tutto per non renderlo pubblico, perché sapevano perfettamente che a Roma poteva accadere quello che era già successo a Napoli. Vabbè, punto e a capo. Per me è stata una grande occasione per andare a studiare la storia. Ma è molto interessante questo che tu dici, perché ha dei precedenti e dei precedenti importanti. Come tu ben sai, io non ho avuto il tempo perché ho cercato di fare una sintesi la scorsa volta, ma nel capolavoro del neorealismo italiano, che è Roma città aperta, ci fu un contrasto tra gli sceneggiatori, tra Sergio Amidei, che era un militante comunista, e Ferruccio Disnan, tanto che Ferruccio Disnan, che si basava su questa vulgata, ecco, sulla vulgata che se gli attentatori di Via Rasella, quindi questa vulgata anche a livelli, ne voleva parlare all'interno del film. E che cosa succede? Succede che Disnan, causa queste divergenze, lascia la sceneggiatura del film. Disnan era di fede liberale, era capocronista del risorgimento liberale, aveva però, insomma,
questo di cui tu parli è una cosa molto importante quando noi parliamo di resistenza cattolica, anche perché molti cattolici, molti religiosi, anche molti ebrei morirono nelle fosse ardeatine, quindi rientra davvero in questo programma. Ecco, nasce il film, nasce questo personaggio. Che cosa ti ha affascinato di questo personaggio? E poi la scelta del protagonista, che io l'ho visto più volte questo film, è uno splendido insignia, ma davvero splendido sembra quasi che lui creda un po' in questo film, in questo progetto. La storia, mamma mia, cerco di essere breve, la mia caratteristica è quella di essere logorroico e quindi frenatemi. La sintesi è questa: quando il film si è deciso di fare il film ha avuto una vita molto faticata, perché era il 2005 e eravamo in un periodo, se ben ricordate, berlusconiano, quindi c'è una situazione così molto berlusconiano e soprattutto nel consiglio d'amministrazione della RAI allora c'era anche la rappresentanza Messina, quando vogliamo chiamare, insomma di destra, c'era Marcello per cui il film che sembrava pronto a partire, quando andò in consiglio di amministrazione venne bloccato perché qualcuno appunto, io mi dico cose che mi hanno raccontato, non le so direttamente, ma credo che siano tutte vere. Pare che Veneziani abbia detto: ancora un film nel quale si parla dei fascisti come cattivi e invece dei resistenti buoni, per carità non si fa. Il film è stato fatto per una bizzarria che è tipica solo dell'Italia. Nel momento in cui si è bloccato per questo motivo, i miei produttori, Matteo e Roberto Levi, il cognome vi dice tanto, bene sì, sono due ebrei di origine ebraica, sono andati a parlare con il capo rabbino di Roma, il quale capo rabbino di Roma in quel momento aveva un ottimo rapporto con Gianfranco Fini, perché Fini era stato in Israele, perché la sinistra, noi di sinistra ovviamente eravamo dalla parte dei palestinesi, quindi sembravamo anche antisemiti, e Fini aveva riconquistato una sua credibilità in quel viaggio in Israele. Il risultato è stato che il capo rabbino di Roma ha chiamato credo Gasparri che a sua volta ha chiamato Veneziani, e Veneziani ha detto: va bene, faremo questo film sulle fosse ardeatine, vuol dire che faremo anche un film tratto dal libro di Giampaolo Pansa, quello sui ragazzi di Salò. E quindi finalmente il film si è sbloccato. A quel punto i produttori, che erano pronti a chiedere un incremento economico, perché poi potete immaginare, voi avete visto il film, sapete che c'erano 85 ruoli in più la Roma degli anni 40, quindi un costo molto elevato. Dopodiché ci è stato detto: per carità non chiedete soldi, perché se chiedete un incremento il film salta. A quel punto io sono molto orgoglioso di questo, il film non è saltato perché tutti gli attori che sono intervenuti sono venuti, come dire, a un prezzo base, grazie al sottoscritto. La mia credibilità e la fiducia nel progetto ha fatto sì che tutti sono venuti a prezzi veramente molto contenuti, per cui abbiamo fatto quel film, siamo riusciti a fare quel film. Per quanto riguarda Flavio, e qui c'è un'altra bella storia, non devo essere il protagonista, posso dirlo perché non fa parte così della storia, questo non offende nessuno. La mia idea allora, avevo avuto il personaggio di Don Papagallo, allora nella storia ha 62 anni credo, ed è ovviamente pugliese, i Terlizzi. Io mi ero messo in testa, con l'approvazione di tutti, apparentemente di tutti, di dare il ruolo a un grande attore comico, sempre perché ho sempre detto la stessa banale cosa, cioè i grandi attori comici sono inevitabilmente grandi attori drammatici, dove il viceversa non c'è. Uno può essere un grande attore drammatico, ma l'attore comico magari non ci riesce. L'attore comico, se è bravo,
ha una consapevolezza dei tempi, vabbè, insomma, poco conta. Allora, io la proposta che ho fatto è stata quella di Antonio Albanese. Sì. Antonio Albanese, poi l'ho incontrato, Antonio si è entusiasmato, io ovviamente gli ho detto, dico, sai, l'unico problema, è vero che allora ancora non era l'Albanese che aveva fatto i suoi personaggi più smaccati o meno, però era comunque quello che andava da Fazio, che faceva insomma un certo tipo di satira. Dico, sai, il problema è di riuscire a smontare, a non far ricordare a tutti quel personaggio, però tu sei un attore, quindi va bene. La cosa apparentemente in Rai è andata bene fino a che mi è stato detto che francamente la paura che il personaggio di Antonio Albanese non diventasse più forte di Don Papagallo è stata tale per cui hanno messo un no e quindi è saltato il personaggio. Antonio ci è rimasto malissimo e a me è dispiaciuto e a quel punto è emerso il nome di Flavio. Ora, il nome di Flavio era latente, però io ho sempre detto Flavio mi piace molto, però è giovane. E quindi a questo punto, quando è venuto fuori, lui è venuto da me, ne abbiamo parlato a lungo. Il risultato è stato, per rispondere a te Giuseppe, Flavio è credente, mentre io mi dichiaro agnostico, Flavio è credente. Non solo è credente, è uno che vive con i sensi di colpa per i successi che ha, lo dico ridendo perché infatti è un motivo di scherzo con lui, cioè, nel senso che come dire, è un classico credente che si sente in colpa per il successo che ha nella vita e quindi è uno che si prodiga, si dà, credo che abbia regalato soldi a tutti. Lui insomma, si dà da fare. Naturalmente è quanto mai nobile questo suo atteggiamento. Tra l'altro adesso si dà da fare anche con Abubakar, con il sindacalista nero. Quindi è un personaggio, Flavio, capisci che io voglio bene a Flavio come un figlio. Quando preparammo il film, bene, lui nel film ci ha creduto in modo spasmodico, al punto che per un mese lui ha dunque dimagrito 20 kg per fare il film e per un mese ha dormito per terra, perché sosteneva che lui non poteva venire sul set e affrontare un personaggio come quello di Don Papagallo in modo, vabbè, insomma, questi sono gli aneddoti, però vi assicuro che la sua passione, la sua dedizione sono... Allora, credo di aver lavorato con migliaia di attori, anche con 3 premi Oscar ho lavorato, però la dedizione di Flavio è assolutamente unica. Ovviamente è un uomo di grande talento. Purtroppo per lui il film è stato fonte di grande delusione perché lui era convinto che quel film gli avrebbe spalancato le porte di una carriera diversa. Il film invece è stato boicottato da Rai, voi non vi rendete conto, ma praticamente è stato nascosto, è stato mandato in onda quasi senza lancio e quindi ovviamente il film è stato fallimentare. Perché è stato fallimentare? Per 2 motivi. Il primo è perché i vecchi non ne vogliono sentire parlare, perché basta la resistenza, i morti, i partigiani, via Rasella. I giovani non lo sanno e quindi se tu non fai un'operazione di lancio mirata, il film è destinato, quel film lì è destinato, poi figurati, non c'è lieto fine. Sono 3 ore di sofferenza. Io ho provato, avevo detto, mi ero proposto di fare un lancio mio, ho detto non mi pagate, pagatemi solo 2 volte a settimana, io vado nei capoluoghi di provincia italiani e in tutte le occasioni vado a parlare nelle scuole, in modo da attirare i giovani su questa storia. Lo faccio gratis perché è talmente importante. No, no, poi alla fine tutti c'è chi ha paura per un motivo, chi ha paura per un altro, chi non vuole spendere soldi. La cosa è finita così. La dimostrazione che ho ragione, e vi racconto questo episodio e poi chiudo, la dimostrazione l'ho avuta quando il film è andato in onda. Dopo un po' di tempo sono stato chiamato da un insegnante di Salerno, una certa Clelia Mamoli, la quale si era entusiasmata per il film
e l'ha fatto vedere in 2 tornate alle 2 scolaresche di liceali. Mi ha invitato. Io mi sono trovato un pomeriggio in una aula magna di un liceo di Salerno con c'erano 150 ragazzi che mi facevano domande. Ora, quell'incontro doveva durare 2 ore, è durato 6 ore. Io mi sono reso conto che alla fine non ero lì a parlare del film, ero lì a parlare di storia, perché i ragazzi non sapevano, scusate la parolaccia, non sapevano un cazzo. E quindi parlare di Via Rasella, la resistenza a Roma, quello che era successo prima, cosa significava quell'atto, ero davanti a una platea di persone che non sapevano nulla e che più parlavo e più loro erano interessati. Insomma, alla fine c'è qualcuno che mi ha strappato da lì alle 8:30 di sera riportandomi a Roma. Però questa è stata una dimostrazione che se trovi il pubblico giusto, poi sì, vabbè, qui chiudo. Ovviamente è inutile dire che La buona battaglia è per me un film molto importante. L'ho fatto con amore totale. Piccola parentesi, il film come si chiama? Roma città aperta. In Roma città aperta il personaggio di Fabrizi è un misto fra 2 sacerdoti, tra Don Pappagallo e Don Morosini. Don Morosini era un sacerdote che aveva la parrocchia vicino a casa mia in Prati e a lui l'hanno beccato con le armi in sagrestia. Quando fece appunto Roma città aperta, i sceneggiatori mescolarono i 2 personaggi, ma insomma questa è nota a margine. Ecco, vai avanti. Infatti l'avevo già detto anche durante la mia relazione, ma Don Morosini era un personaggio particolare perché che cosa fa? Dopo l'8 settembre ci sono tantissimi soldati, tra cui molti sardi, c'è il fatto tragico dei martiri di Sutri, per intenderci, che sono sbandati, ovvero senza banda. E Don Morosini, che veniva dall'aver fatto anche il cappellano militare, aiuta questi ragazzi che erano sbandati, che però per regola avrebbero dovuto aderire alla Repubblica Sociale. E quindi Don Morosini è davvero un personaggio interessantissimo, sì, un misto tra più l'Alberti dell'altro del film Rappresaglia, somiglia a Don Pappagallo, muore nelle Fosse Ardeatine. Sono 2 film importanti, ma se si vuole vedere chi era Don Pappagallo, ecco, sicuramente il tuo lavoro è molto più interessante. Ti interrompo un attimo. Allora, mi hai chiesto una cosa, cos'è che mi ha interessato? Allora, in questa storia, uno dei tanti elementi interessanti è quando ho scoperto, ovviamente non lo sapevo, che il film raccontava non solo la storia di Don Pappagallo, ma la storia di Gioacchino Gesmundo. Allora, sia Gioacchino Gesmundo che Don Pappagallo sono di Terlizzi, che è una cittadina di pugliese, e Gioacchino Gesmundo, che nel film è rappresentato da Ignazio Oliva, Gioacchino Gesmundo, forse era cattolico, resta il fatto che era comunista, era insegnante di storia e filosofia, era stato l'insegnante di Ingrao a Formia e in casa sua a Roma aveva la redazione dell'Unità. Allora, il film racconta anche questo, l'impossibile rapporto tra il maestro e l'allievo, tra il maestro che è un sacerdote che rifiuta la violenza e l'allievo che invece non è che rifiuta la violenza, però è coinvolto nell'attività di resistenza. E questo è uno dei tanti motivi le domande che io mi sono fatto quando ero ragazzo. Come conciliare i due elementi, essere contro la violenza e insieme aderire alla resistenza? Scusa, non rispondo, sono le domande che uno si fa quando ha 15 o 16 anni. Essendo figlio di un fascista, fra l'altro, io. Va bene, chiuso il discorso. No, ma guarda, adesso Marcello potrà anche testimoniare. Noi quando facciamo questo festival speriamo davvero l'anno prossimo di ripartire con voi, ecco, ospiti ad Oristano. Ci sono state soprattutto la mattina con le scuole, noi lo facciamo la mattina con le scuole e la sera con gli adulti. E con le scuole ci sono dei ragazzi che appunto ricordo in un incontro, mi sembra quello sulla guerra di Spagna, Sì. quindi
resistenza alla guerra di Spagna, in questo bellissimo documentario che è girato a questo regista Donofrio, abbiamo avuto proprio un'interazione tra due gruppi di ragazzi, che chi si schierava con le armi, chi si schierava, chi diceva sì, ma si può fare anche con la non violenza, insomma si è potuto discutere di questi problemi, che è un problema persistente e forte durante la resistenza. Ecco, anche in quel documentario sulla resistenza cattolica della Dall'Orto, anche lì c'era il dubbio dei partigiani, detto, poi le armi le dovevamo utilizzare, partigiani cattolici. E quindi sì, questo è sempre un problema. Un'altra cosa che mi piace segnalare in questo nostro incontro, visto che hai parlato di Via Rasella, c'è un bellissimo libro, un libro secondo me fondamentale per capire la storia di Via Rasella. L'ordine è già stato eseguito, Roma, le Fosse Ardeatine e la memoria di Alessandro Portelli. Lo voglio segnalare perché è un libro fondamentale, importante, che riesce a far capire in effetti la balla, ecco, come dici tu, e anche i problemi che possono accadere. Un'altra cosa, ecco, questo film lo si riesce, allora, innanzitutto questo film lo si trova su IBS, insomma sulle librerie, perché è ancora prodotto e lo si può trovare in due versioni. Ecco, di questo film mi voglio anche trattenere su queste questioni tecniche. Sono state fatte due versioni, una lunga e una un po' più sintetica. Qual è stata la motivazione? E poi se di quella sintetica tu sei contento, ecco. Allora, sì, ogni tanto in quegli anni, negli anni, su certi percorsi professionali ogni tanto accadeva questo. A noi registi ci chiedeva di fare un film in 2 puntate e poi magari è successo anche con Brancaccio. In Brancaccio esiste una versione in 2 puntate e poi la versione in una puntata sola. Nel caso della Buona Battaglia, come dire, il lavoro l'abbiamo fatto sempre il mio montatore e io. Tieni conto che il mio montatore ormai è uno dei miei amici storici, abbiamo lavorato insieme per 20 anni, quindi il lavoro l'abbiamo fatto noi. Cos'è che cambia rispetto alla versione lunga, la versione corta rispetto alla versione lunga? La versione lunga racconta la disperata fatica di vivere il più normalmente possibile in una situazione non normale, e quindi c'è lo spazio del silenzio, lo spazio della pausa, lo spazio della riflessione. Nella la versione corta tutto questo viene meno ed è tutto più sugli eventi, no? Sui fatti, per cui è più appunto è più sugli eventi. Io non so cosa dite, a me piace anche la seconda versione, sono 2 cose differenti. A questo punto ciascuno si prende quello che vuole, insomma. No, voglio dire, per chi poi fosse interessato a questo, il film lo si trova ed è distribuito dalla San Paolo, un film che si può acquistare senza alcun problema, quindi tutti possono averlo. È importante, ecco, dare anche riferimenti per poter poi... Giusto, tanto per dirti, intanto per raccontarvi gli aneddoti relativi al film. Quando il film uscì, il film fu accusato da qualcuno di cattocomunismo. Allora, la cosa più divertente è che sono 15 anni che almeno una volta all'anno la televisione del Vaticano manda in onda La Buona Battaglia. Sì, o il 24 o il 25 pre Francesco. Sì. Vabbè, questo è un po'. No, poi questo è un problema, perché io me ne sono accorto anche con alcuni amici quando parlavo di questo tema. Ma perché i cattolici hanno fatto la come se no, ecco, cioè, c'è un pregiudizio da tutte le parti, e quello si tratta di un mal riposto significato del concetto di egemonia gramsciano. Non l'hanno studiato molto bene il concetto di egemonia gramsciano, ne danno una versione che non è proprio quella gramsciana, ecco. Soprattutto a sinistra, purtroppo. Sì, volevo dirti, questo film, ecco, tutto questo cammino, poi non so a che minuto siamo, Marcello, vienimi incontro perché non ho
Quanto siamo? Siamo a 30 minuti precisi di trasmissione, quindi possiamo prenderci ancora un quarto d'ora tranquilli. Ok, Posso allargare il discorso? Sono delle cose, ci sono degli argomenti ai quali sono molto affezionato, e cioè quando ho cominciato ad andare in giro con la Buona Battaglia e sono andato in varie scuole, è successo per un po' di tempo, adesso no, ormai sono anni che non accade, però la cosa di cui mi sono reso conto, perché il film poi, vista la reazione dei ragazzi, mi sono reso conto che noi anziani, e io sono anziano, diamo per scontate le cose. La nostra società ha dato per scontato una serie di cose. Si è dato per scontata la democrazia, si è dato per scontato tutto ciò che il nostro vivere quotidiano, e non si è capito. Io dico da sinistra, sostengo che il peccato mortale della sinistra non è relativo a tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi, per non dire negli ultimi anni, ma è stato dal 48 in poi, quando non ha imposto lo studio della Costituzione a scuola. E non parlo di educazione civica, ogni tanto mi sento dire, ah, ma sai, sì, a scuola facciamo educazione civica. Ma quando mai? Quando mai l'educazione civica è stata imposta a scuola come materia fondamentale? Quando io dico imporre la Costituzione, quando io dico, che dico sempre ridendo, dico mi dichiaro agnostico, però conosco i 10 comandamenti. Come mai li conosco? Perché mi sono stati inculcati. Bene, la Costituzione deve essere inculcata dalla prima elementare, e c'è sempre tanti modi per insegnare la Costituzione, sono tanti modi, alle elementari in un modo, alle medie in un altro, al liceo in un altro e finalmente all'università in un altro. E quindi a questo punto finalmente ho a che fare con un cittadino che è consapevole della realtà nella quale vive. Quando portavo avanti fino ogni volta l'incontro con i ragazzi, è stato l'incontro con una massa di incolpevole barbarie. Cioè, i ragazzi sono incolpevolmente barbari, non sono consapevoli, sono stati educati, fra l'altro, ai diritti, ma non sono stati educati ai doveri. La Costituzione è straordinaria non solo perché ti indica il diritto, ma il dovere di cittadino, cioè il dovere del rapporto con l'altro da te. Io, e te lo dico perché ogni tanto vengo chiamato alle scuole e mi parlano la diversità, il diverso. E io dico diverso è l'altro da me. Se io non imparo a rispettare l'altro da me, non sono un democratico. Ma insomma, questo è il discorso lungo che attiene, però ogni volta ogni volta che ho parlato di film nelle scuole, alla fine il discorso è andato oltre l'elemento, il fatto storico. Sì, Don Pappagallo è, ecco, si rischia di vedere la sua figura, perché io anche ho letto il libro di Lisi, per semplicità procurando, l'ho trovato su eBay, non so se il libro di Lisi su Don Pappagallo sia ancora in nuove edizioni. È un libro molto bello, un libro di un suo amico, perché erano amici, e nel libro di Lisi c'è una cosa importante. È vero che Don Pappagallo era un uomo anche di azione, anche contro le dittature, contro chi volesse limitare ogni tipo di libertà, però è anche un grande uomo di fede, anche di una raffinata fede teologica. Ecco, ci sono state difficoltà a rendere questo, perché capisco che è più complesso, cioè un personaggio all'interno di un film fa l'azione e riesce a renderla. Come hai reso, perché a me sembra che questo esca dal tuo lavoro, come hai reso Don Pappagallo anche uomo di fede? Ma sai, la, come dire, nelle ore notturne durante le quali con Flavio Insinna abbiamo preparato il film, perché con lui a tardi della notte affrontando questi argomenti, io ho sempre detto, sai, a me non interessa dare risposte, a me interessa porre delle domande, cioè aiutare lo spettatore a farsi delle domande. Ci sono un paio di punti del film nel quale Don Pappagallo
si scontra con Gioacchino Gesmundo, no? Quando si parla di azione, però in realtà lui non dà risposte, continua a tormentarsi nelle domande. Poi è chiaro che si dà da fare sui documenti, fin lì va bene, tutto quello che è dare da mangiare, aiutare le persone, però diciamo, il discorso di fondo, alla fine non c'è una soluzione. Don Pietro non dà una soluzione all'interno della storia. La soluzione è affidata, secondo me, è affidata allo spettatore, il quale si chiede: ma in una situazione simile come mi comporterei io se fossi credente o se, o se fossi non credente? Ecco, questa è la cosa alla quale io tengo in modo particolare. Questo è, diciamo, è la mia posizione di fondo, è stata la mia posizione di fondo quando ho fatto il film. Poi ovviamente io sono agnostico, sono con Don Pietro che su quel camion che lo porta alle Fosse Ardeatine cita San Paolo con la buona battaglia, ho condotto una buona battaglia, cioè lui è una persona come dire, a posto con la coscienza, cioè uno che crede di aver fatto il proprio dovere, e quindi lì io sono totalmente d'accordo con lui, uomo di fede o no, io sono d'accordo con lui, sono d'accordo con chi fa di tutto per essere coerente e per rimanere eticamente coerente. Sì, benissimo. Allora io lascerei con una domanda che non riguarda Don Pappagallo, ma vuole essere, speriamo, anche quella l'opportunità di un altro incontro, anche perché avanti ieri è uscito un nuovo libro di Giovanni Impastato su scritti, su come si che quindi l'anno scorso c'è stata quest'anno c'è stata l'ennesima in TV, perché lo danno su Rai Premium o in altri vari canali della Rai, del film della visione del film Felicia, che è stato un successone, anche stavolta è stato record in cast in quella settimana il film più visto. Ecco, interessante, adesso Peppino Impastato, ma anche tutta la famiglia Felicia, Felice Impastato, Felicia Impastato è una donna coraggiosissima. Anche lei, tra virgolette, non voglio considerare resistenza, ma resistente nel ricordare il figlio, nel ricordare nella sua resistenza nei confronti anche della mafia, con grosso coraggio. Ecco, quel lavoro cosa ti ha lasciato? Oppure anche ci sono stati problemi anche in quel lavoro, perché non escludo che su personaggi così particolari ci siano stati anche dei problemi su quel lavoro. Dovremmo fare 2 puntate, secondo me, su questo aspetto. Sì. Sai, se dovessi parlare su Felicia, dovrei fare un discorso sulla Rai e sul mio rapporto con la Rai, dove ho messo piede per la prima volta nel 1967, renditi conto, no? Quindi ci sono 53 anni di mio rapporto con quell'azienda. Ma l'azienda, come la storia, non è un fatto astratto, l'azienda la fanno gli uomini. Ecco, allora, cambiati gli uomini o le donne, cambiate le generazioni, cambiano il PIL. Perché? Io per anni sono stato, nota bene, per anni sono stato rispettato in quanto comunista, pur non avendo mai preso la testa, perché sono sempre stato talmente snob da dichiararmi comunista senza aver mai preso la tessera. Naturalmente ho pagato caro questo, perché naturalmente mi guardavano. Negli anni, fine anni 60 ero come te, ho i capelli lunghi fin sulle spalle, mi pensavano che io fossi maoista, eccetera, eccetera, eccetera. Però in quel periodo, in quegli anni, a me si chiedeva di essere coerente e di essere professionista. E quindi, nonostante le difficoltà dei rapporti, nel momento in cui io facevo un certo lavoro venivo rispettato.
Bene, la sintesi qual è? La sintesi è che a fine degli anni 90 è arrivata la TV commerciale, e la TV commerciale ha determinato una cosa terribile, cioè uno si aspetta che un'azienda come la RAI come dire, rimanga fedele al suo mandato il suo mandato pubblico, e invece si è allineato. La RAI si è allineata all'Auditel. Allora, io scherzando, allora, dicevo, è stato un momento nel quale, non so se vi ricordate, quando è morto Papa Wojtyła, credo che abbiano fatto 4 film sul Papa, perché ogni volta che facevano un film sul Papa Wojtyła era un successo clamoroso. Allora io dicevo, ragazzi, arriverà il momento nel quale si dirà, allora, qual è il tema più... Papa Wojtyła. E qual è l'attore che ha più successo? Sabina Ferilli. Perfetto, Sabina Ferilli farà il ruolo di Papa Wojtyła, perché siamo arrivati a questo paradosso, cioè a me si chiede, a tutti noi si chiede di fare altro da quello che abbiamo in mente. Infelice in passato, io ho avuto lo scontro finale con l'azienda, con alcune delle aziende, non faccio nomi in questo caso, però perché loro pensavano di trasformare quell'argomento in una soap. Io ho detto, avete sbagliato il regista. Ma tu vuoi fare un film neorealista, capito? Me l'hanno detto con l'aria come dire, vuoi fare un film neorealista? Cioè, altro che peccato mortale, usando la terminologia cattolica. E io ho detto, no, io voglio fare un film che racconti la verità. E cioè la verità qual è? Una donna che in una Sicilia, in quella Sicilia, una donna che è nata nel 19, che prima si è messa contro il marito mafioso e poi si è messo contro tutti, e dico ragazzi, è un evento talmente straordinario, dov'è la SOP? Questo e quindi, vabbè. E quindi è stato uno scontro molto duro, molto duro. Alla fine mi hanno lasciato perdere. Il film l'ho fatto, come dicono loro, bene, è fatto come cazzo ti pare. Bene, ho fatto il film che avevo in mente, e il film stranamente ha avuto un enorme successo. Bene, sappiate che nessuno mi ha mai chiamato. È stato il film Rai che ha avuto più successo quell'anno. L'unica giustificazione è che probabilmente molti pensano che il successo sia legato a Lunetta Savino, che è straordinario, figurati mai, ci ho fatto 2 film con lei, adoro, è un'amica, eccetera, ma non è quello. C'è una bellissima recensione che è uscita sulla Repubblica di Napoli, un personaggio che non mi ricordo come si chiama, che ha fatto una recensione pazzesca. Nel senso della recensione allora era da che punto di vista lo guardiamo questo film? Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista stilistico, è formidabile. No, non se ne frega nulla, è che è vero, e io mi appassiono a questo film perché racconta la verità. Io ho cercato di essere vicino alla verità, e quel film ho cercato di trovare una chiave di massima semplicità. Ora, come ben sapete, la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere. In parte credo di esserci riuscito, e quindi ovviamente sono orgoglioso di questo. La verità è che comunque da quel momento in poi, ve l'ho detto, quello è il mio canto del cigno, ed è stato il mio canto del cigno, nessuno mi vuole più. Allora io, Marcello, almeno con il mio intervento, io ringrazio te, ringrazio Gianfranco, poi avremo occasione di sentirci altre volte. Lascio a te la parola, Marcello, per le conclusioni. Perfetto, grazie Giuseppe. Allora, io non so se si veda, ho preso anche il film che è stato protagonista di questo incontro, che abbiamo qua nel nostro archivio, dalla quale abbiamo la versione lunga noi, le 2 puntate da 102 minuti l'una, e quindi insomma siamo contenti, e abbiamo anche altri lavori, come ho detto in apertura, di Gianfranco Albano. L'incontro veramente peccato, no? Perché manca il pubblico, perché questo sarebbe stato un incontro che avrebbe aperto un bel dibattito ovviamente su tema
centrale che noi trattiamo, che è quello della resistenza, ma anche e soprattutto un bel dibattito, avendo un protagonista come Gianfranco Albano, su appunto come raccontare attraverso il cinema la storia. No? Questo è un dibattito incredibile. Per i ragazzi questo tema è affascinante, cioè la capacità di raccontare la storia attraverso le immagini e soprattutto attraverso un film. Quindi la scelta di raccontare, fra virgolette, con film di finzione la storia, ricostruire l'ambiente. Tu hai detto questo film poi insomma, aveva costi notevoli perché si doveva ricostruire la Roma degli anni 40, quindi vuol dire anche rientrare in una ricostruzione di quell'ambiente del tutto, no? Dalle pettinature, cioè tutto quel lavoro fantastico della magia del cinema che riesce a riavvolgere, a riportare indietro nel tempo quando è fatto bene. No? Se vuoi ti interrompo un attimo e ti racconto un altro. Avete tempo? Dai, sì. Allora, quando abbiamo affrontato questo film insieme ai miei collaboratori, direttore di fotografia, scenografi, costumisti, io ho detto sempre la stessa cosa, ho detto questo film dovremmo girarlo in bianco e nero, perché la nostra fantasia relativa alla storia è in bianco e nero, e stranamente il bianco e nero è più realistico del colore. Naturalmente, se avessi fatto questa proposta in Rai mi avrebbero fucilato e quindi ovviamente bene. Allora, volete sapere cosa abbiamo fatto noi? Quando anche noi abbiamo fatto resistenza. Allora, la costumista, io l'ho detto, non voglio un costume di colore, non voglio neanche i marroni, il marrone semmai scuro, ma per carità, nero e grigio e bianco. Lo scenografo ho detto non voglio nulla di colorato, e se ci fate caso guardate vedrete che anche la carta d'apparati, che è quella originale, perché il paradosso, abbiamo girato in un appartamento dove c'è la carta d'apparati degli anni 40, però tutti i mobili sono scuri, i piatti sono bianchi eccetera, e al di là di quello col mio direttore della fotografia Saverio Guarna ci siamo detti facciamo una fotografia decolorata, manteniamoci un po' sul bianco e nero. E in parte ci siamo riusciti. Non potevamo andare oltre una certa misura perché sennò in Rai avrebbero protestato il film, però in parte sì, ci siamo riusciti. Secondo me c'è il senso del bianco e nero dentro il film. Questo per dire, appunto, per venire incontro a quello che stavi dicendo tu. Sì, appunto, è molto affascinante, no? Perché poi raccontare temi anche così importanti, veramente il cinema è un mezzo straordinario anche di divulgazione, come hai detto tu, per far conoscere alle giovani generazioni la storia e gli avvenimenti, è quello che poi è la base della Repubblica di oggi, insomma, perché da lì partiamo. Detto questo, niente, oggi è andata bene, abbiamo portato la nave in porto senza problemi, quindi insomma io ringrazio di cuore Gianfranco Albano per la disponibilità, ma soprattutto per il grande lavoro che nella sua carriera ha portato avanti, per la sua coerenza. È stata una bella conoscenza che per il momento solo a livello online e telefonico, speriamo a breve di conoscerci anche di persone, di poter insomma frequentarci personalmente. Con Peppe idem, ci vediamo di più, speriamo di poter organizzare insieme a Giuseppe altre manifestazioni al più presto in sala. Quindi chiudiamo questa quinta edizione online della resistenza su celluloide. Io ringrazio anche il nostro regista Antonello Carboni, perché veramente fa un lavoro incredibile dietro le quinte per risolvere tutti i piccoli e grandi problemi tecnici che puntualmente abbiamo, perché appunto siamo piccoli
ma cerchiamo lo stesso, fra virgolette, di resistere nel fare attività culturali con i pochi mezzi che noi abbiamo. Detto questo, un saluto e vi diamo appuntamento. Avremo un'altra diretta il 10 di dicembre alle 17:30 insieme al Festival Leggenda Ancora Insieme. Presenteremo il libro di Gianni Fresu dedicato ad Antonio Gramsci e ne parlerà insieme a Gianni Fresu la giornalista Simona Scioni. Detto questo, saluto tutti e grazie a tutti quanti. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.